Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Emergenza sicurezza a Palermo, il ministro Piantedosi annuncia l'arrivo di rinforzi per le forze dell'ordine. Dopo le sparatorie e l'omicidio dei giorni scorsi a Catania, il vertice in prefettura per il sindaco trentino, nessun ritorno al passato, convalidato il fermo dell'etiope che aveva assassinato il posteggiatore in Corso Sicilia. Travestiti da imbianchini tentano l'assalto ad una gioielleria di Gela, arrestati i rapinatori sono 2 diciassettenni. La NATO stoppa il ponte sullo stretto, non rientra fra le spese militari. Passa dalla Sicilia alla Global Summit Flottiglia, le imbarcazioni della missione umanitaria per Gaza partiranno dai porti di Catania e Siracusa e migliaia in corteo dal porto per chiedere di rompere l'assedio. Palermo ricorda il generale Dalla Chiesa, la moglie Emanuela e l'agente Domenico Russo a 43 anni dalla strage di via Isidoro Carini. La classifica dei nomi più diffusi a Catania, a sorpresa resiste la tradizione, con Giuseppe e Francesco in testa, in calo le bimbe chiamate Agata. Calcio, il Catania al lavoro per la sfida al Monopoli, al Massimino sabato sera previsti 20.000 spettatori, trasferte insidiose per Trapani e Siracusa contro Sorrento e Cerignola. C'è un'emergenza sicurezza che accomuna le due principali città siciliane. A Palermo oggi il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia l'arrivo di rinforzi alle forze dell'ordine. A Catania si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Il primo dei nostri servizi con Maglio Viola. La mafia uccide di meno, ma non per questo è meno pervasiva della società siciliana e italiana, ma Palermo adesso deve affrontare anche altri problemi di natura diversa che portano ad un allarme sicurezza avvertito dai cittadini. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in città per la commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha parlato con il prefetto della città che gli ha fatto il quadro della lotta alla violenza di strada. Ci sono cose che si stanno facendo, ma altre ancora che dovranno essere fatte. Palermo ha vissuto, come sapete, delle situazioni adesso di taglio diverso ma non meno preoccupanti che abbiamo cominciato ad affrontare, devo dire, con le autorità locali già nei giorni scorsi, nelle settimane scorse. Il ministro non intende sottrarsi agli impegni presi con il sindaco Roberto Lagalla e ribaditi a luglio quando venne in occasione dell'anniversario borsellino. Ho preso l'impegno, adesso noi avremo da qui alla fine dell'anno la distribuzione di ulteriori risorse anche umane. Fare dei numeri adesso è molto ma diverse decine di uomini in aggiunta al turnover, quindi io prendo l'impegno che la città avrà il trattamento che merita. L'arrivo di forze aggiuntive potrebbe avvenire intorno alla fine dell'anno o all'inizio del 2026, ma sui tempi il ministro ha preferito non pronunciarsi, anche perché il problema sicurezza non è solo palermitano. Controllo e contrasto alla delinquenza di strada sono richieste comuni di tutte le grandi città italiane. E difatti anche Catania vive una sensazione di grave insicurezza. Oggi vertice in prefettura, ma il prefetto rassicura la città è sotto controllo. Orazio Longo. Resta in carcere il 37enne etiope accusato di avere ferito mortalmente sabato scorso durante una lite per la gestione di un parcheggio nella centralissima Corso Sicilia a Catania il 30enne Alessandro Indurre. Il GIP ha accolto la richiesta dei PM e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, reo confesso, che sostiene di avere agito per difendersi, mentre la procura ha conferito l'incarico per eseguire l'autopsia. Intanto, dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dopo i numerosi episodi di violenza delle ultime settimane, il prefetto di Catania ribadisce che la città è sicura. Catania è una città sicura, Catania è una città sicuramente attentamente sotto controllo da parte delle forze di polizia. Quello che in questo momento abbiamo a disposizione a Catania in termini di risorse per tutte quante le forze di polizia ci ha reso capaci di avere una riduzione dei fatti criminosi particolarmente importante, anzi di gran lunga superiore anche alla media nazionale. Per il sindaco trentino non c'è nessun ritorno al passato, ai fenomeni criminali degli anni '80.
Siamo distanti anni luce dal passato. Io ribadisco ancora una volta quel che ha detto il governatore della Banca d'Italia, Panetta, in occasione della sua trasferta catanese dell'anno scorso, che una volta l'imprenditoria aveva difficoltà a stabilirsi a Catania perché temevano i gangli della criminalità organizzata. Adesso non succede più, quindi i fenomeni di criminalità ci sono, ci saranno sempre, ma nello stesso tempo si tratta di contenerli e relegarli a una dimensione marginale che non dia fastidio alla collettività. A Gela è sempre più bassa l'età dei criminali. 2 diciassettenni travestiti da imbianchini hanno tentato la rapina in una gioielleria. Ger Italia. È il 19 agosto scorso, pieno centro storico di Gela, via Damaggio Fischetti. 2 giovanissimi arrivano con il volto coperto, tute da lavoro, mazze e un martello. Colpiscono con forza la vetrina blindata di una gioielleria, sfondano, afferrano quanti più preziosi possibile e scappano a piedi. Valore stimato della rapina circa 40.000 euro. Subito dopo il colpo si cambiano in un parcheggio della zona, ma le telecamere di sorveglianza riprendono tutto. I poliziotti li individuano già nelle ore successive. Avevano comprato proprio quel giorno sia le mazze che i guanti. Durante la fuga uno di loro si ferisce una mano, un dettaglio che li tradisce. Già nelle prime 24 ore avevamo individuato i 2 soggetti. Ovviamente le dinamiche giudiziarie prevedono un arresto in flagranza oppure un'indagine successiva. In questo caso, visto che era trascorsa la flagranza, abbiamo deciso con la procura di procedere a completare l'informativa e ottenere una misura di custodia cautelare come quella che è arrivata poi ieri. Gli agenti recuperano tute, abiti e arnesi usati per la spaccata. La refurtiva però non è stata ancora trovata. Dalle immagini si vede anche che alcuni gioielli sono caduti a terra e sono stati raccolti dai passanti, senza mai però essere restituiti. Per la procura minorile il caso è un'altra prova di quanto la criminalità giovanile resti un fenomeno radicato a Gela, alimentato spesso da famiglie fragili e contesti di degrado, come spiega il procuratore per i minorenni Rocco Cosentino, citando Arancia Meccanica per descrivere l'incidenza violenta del crimine nell'Interland. Sembra la scena tratta da Arancia Meccanico, comunque da un romanzo noir a tratti splatter. Purtroppo questa è la città di Gela nel 2025 e questo ovviamente, oltre alla spaccata, tra virgolette in senso tecnico, ci fa riflettere di come ormai siano abituati, o meglio si sia formato in loro un senso di impunità, che ovviamente pensavano male perché nell'arco di pochi giorni sono subito stati assicurati alla giustizia. I 2 sono finiti in manetta in tempo record, ma resta l'amaro. Nessuno, dicono gli inquirenti, ha segnalato la presenza di 2 ragazzi travisati armati di mazze in pieno pomeriggio. La spaccata del 19 agosto lancia così un doppio segnale: da un lato la capacità della polizia di intervenire rapidamente, ma dall'altro il silenzio e l'indifferenza che hanno lasciato campo libero a 2 minorenni pericolosi e disperati. Sono 2 i morti in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 15 sulla statale 194 nel territorio di Lentini in provincia di Siracusa. A perdere la vita 2 anziani originari di Malta che si trovavano a bordo di una macchina, una Toyota Yaris, che si è scontrata con un autocarro. La NATO stoppa il ponte sullo Stretto, non può essere inserito tra le spese militari. Intanto a Messina i movimenti No Ponte preparano una grande manifestazione. Francesco Triolo. Il ponte sullo Stretto non può essere considerato un'infrastruttura militare, dunque non può essere conteggiato nella spesa che l'Italia affronta a vantaggio del bilancio NATO. Insomma, la spesa del ponte non può essere inserita in quel 5% di contribuzione alla spesa militare NATO. Sembra essere questa idea degli Stati Uniti, guidati dal presidente Donald Trump, che in qualche modo avverte l'Italia e il governo Meloni intenzionato a mettere quella spesa proprio nel bilancio del 5% NATO. Tutto questo mentre a Messina gli Stati Generali dei Comitati No Ponte hanno deliberato ieri sera la programmazione di una grande manifestazione nazionale tra fine novembre e inizio dicembre con almeno 20.000 persone. L'obiettivo è quello di costruire tutti quanti insieme un appuntamento in autunno che abbia l'obiettivo di essere veramente la più grande manifestazione No Ponte che ci sia stata mai sul nostro territorio. Non sarà un corteo che riguarderà solo Messina, ma verranno molte delegazioni da tutta Italia, perché il problema del ponte, cioè il no al ponte, non è un problema esclusivamente messinese. Il movimento è un movimento che ha fatto rete, che ha oltrepassato chiaramente le acque dello Stretto e che ha coinvolto tutti quei movimenti che in Calabria da anni, da decenni, anche loro stanno combattendo questa battaglia.
Passa anche dalla Sicilia la missione umanitaria per Gaza. Tra i partecipanti Greta Thunberg e le imbarcazioni della Global Summit Flotilla partiranno il 7 settembre dai porti di Catania e Siracusa per portare aiuti alla popolazione di Gaza e rompere l'assedio. Giusy Lazzara. Naviga la Global Summit Flotilla, la missione umanitaria che vuole provare a rompere il blocco navale imposto da Israele e portare aiuti concreti alla popolazione palestinese stremata nella striscia di Gaza. È stata definita la più grande missione di solidarietà della storia. Alla traversata aderiscono delegazioni da 44 paesi di tutto il mondo, tra cui l'Italia. Le prime navi sono salpate da Genova e Barcellona e dopo uno stop dovuto al maltempo hanno preso il largo. La Sicilia fa la sua parte. In queste ore le imbarcazioni sono attese al porto di Catania, una ventina sono già arrivate a Siracusa e poi partiranno verso Gaza, dove arriveranno alla metà di settembre. A Catania è organizzato un corteo di solidarietà. C'è davvero una Sicilia che vuole essere protagonista in questa battaglia a sostegno della popolazione di Gaza di fronte all'indifferenza da parte delle nostre istituzioni regionali. Invece c'è un popolo siciliano che davvero dimostra di essere terra di pace, terra di accoglienza. Tantissimi volontari, anche la segretaria nazionale della Federazione Nazionale Stampa Italiana. I media internazionali da tempo hanno chiesto al governo israeliano la possibilità di raccontare sul campo quello che sta succedendo a Gaza. Ma siccome il governo israeliano non vuole, da una parte uccide i giornalisti gazawi, dall'altra parte imbriglia l'informazione e impedisce ai grandi media indipendenti di poter raccontare quello che succede. E oltre 1 migliaio di persone sta partecipando a Catania alla manifestazione Global Summit Flotilla, appunto per la popolazione di Gaza e rompere l'assedio dopo il concentramento nel porto, da dove nei prossimi giorni appunto partiranno la flottiglia per portare aiuti umanitari. Si è mosso un corteo che raggiungerà il Castello Ursino, dove sono previsti interventi, e a seguire l'esibizione di diversi artisti. Apre il corteo uno striscione con la scritta "No al genocidio, fermiamo Israele". Angelo Bonelli, leader di AVS, chiede immediate spiegazioni al governo sulla presenza di 3 aerei militari israeliani che hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella, e aggiunge: il governo deve dirci chiaramente se questi aerei sono venuti a spiare la flottiglia oppure sono venuti a caricare materiale bellico. A Gela cresce l'emergenza droga, ma i servizi per affrontare le dipendenze e i disturbi psichici sono al limite del collasso. Gerry Italia. È una città che fa i conti ogni giorno con crack e cocaina senza distinzione di quartiere né di classe sociale. Giovani appena maggiorenni, padri di famiglia, donne e le dipendenze toccano tutti. Il SERD, che dovrebbe essere il primo presidio di ascolto e cura, però oggi non regge più l'impatto. Mancano i medici, gli psicologi e gli operatori. Le liste d'attesa si allungano mentre le famiglie restano senza sostegno. A lanciare l'allarme è l'assessore ai servizi sociali del comune di Gela, Valeria Caci. Molti sono andati in pensione, i casi purtroppo aumentano vertiginosamente, c'è un'emergenza sociale da affrontare il prima possibile. Il settore servizi sociali si farà promotore proprio di quello che è un incontro con la dirigenza dell'ASP per vedere come affrontare questa emergenza e coinvolgere anche quelle che sono le forze dell'ordine, per avere un quadro generale dei numeri e delle dipendenze che purtroppo vi sono nella nostra città, che non è purtroppo solo quello del crack. Ma il fronte critico non si ferma qui. Ogni giorno i servizi sociali, insieme al centro di salute mentale locale, affrontano centinaia di casi di disabilità psichica e la città non ha un reparto di psichiatria ormai da anni, un vuoto che costringe i pazienti a continui spostamenti verso altre strutture. A Gela non abbiamo un servizio di psichiatria che funzioni, non esiste proprio in ospedale, pertanto questa è una delle esigenze che la città, che l'ASP deve affrontare e che la città non può dimenticare. Droga, disagio psichico e famiglie senza punti di riferimento. Alla città adesso servono risposte immediate. L'amministrazione chiama in causa l'ASP, adesso la comunità attende che dall'allarme si passi all'azione.
Palermo ricorda il generale Dalla Chiesa, la moglie Emanuele e l'agente Domenico Russo, uccisi 43 anni fa. Marco Gullà. Era una mafia sanguinaria, una mafia che uccideva. 43 anni fa, in via Isidoro Carini a Palermo, l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. Dalla Chiesa, il prefetto dei 100 giorni, l'inviato nel capoluogo siciliano per combattere la mafia, dopo gli importanti risultati nella lotta al terrorismo. Una battaglia però solitaria e con le armi spuntate. Ucciso dopo che aveva chiesto poteri speciali per la lotta a Cosa Nostra. Oggi la commemorazione sul luogo dell'eccidio alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, presente anche l'ex senatore nonché procuratore Pietro Grasso. Dalla Chiesa è stato un simbolo importante per dimostrare il senso del dovere, dell'impegno, del sacrificio in un momento storico del nostro paese, della nostra città. È l'emblema dello spirito di servizio vero, autentico, quello che ti porta a non risparmiare nessuna energia per concorrere alla costruzione, alla realizzazione del bene comune. A 43 anni di distanza, la memoria di quel vile agguato è per l'intero paese un costante monito alla responsabilità e al comune impegno nella lotta alla mafia, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo sforzo di tutti contro la mafia è essenziale per un duraturo progresso umano, sociale ed economico. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per andare a scoprire quali sono i nomi più diffusi a Catania. Tra poco. Allora andiamo a vedere quali sono i nomi più diffusi a Catania. A sorpresa resiste la tradizione. Desiree Ferlito. Oggi ci sono tutti i nomi che si è spedettato, tutti che si è Brigitte, Badò, si chiamano come è. Oh ma che c'è, Iemene, Joseph, questi nomi si pensano tutti. Ci stiamo americanizzando troppo. E invece no, a Catania, a smentire la sensazione diffusa che i nomi classici siano in crisi, arriva la statistica dei nomi più usati, che comprende tutte le nuove registrazioni dal 1 gennaio al 18 agosto. Al primo posto, per i nuovi nati nel 2025, c'è Giuseppe. Giuseppe, hai vinto? Io personalmente no, la nuova generazione ha vinto, che molti si chiamano Giuseppe. Ti piace questo nome? Tantissimo, perché ho preso il nome di mio nonno. Come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe mi piace. È un nome antico, un nome di una volta. Secondo me è meglio Giuseppe. In seconda posizione il nome più scelto è Francesco, seguito da Vittoria, Leonardo e Sofia. Dunque sembra vincere la tradizione. Le prime 10 posizioni sono infatti occupate da nomi classici e italiani. Resiste la tradizione del nome tramandato dai nonni paterni o materni, anche se possono essere svariati i motivi per cui si sceglie un nome. Per la festa di Sant'Alfio, siccome mio padre era divoto di Sant'Alfio, l'ultimo figlio, che sono il 13° io, mi ha messo Alfio. Christopher Consoli. Ma chi l'ha scelto? Mia mamma. Ha visto un film, le è piaciuto e me l'ha messo. Foto romanzi di notte. Mia mamma vedeva il nome, ognuno di noi ci mettiamo un nome diverso. Lei come si chiama? Iole. Impicchiate il nome Agata, scelto solo 4 volte per il 2025, superato da 5 Brian, tanto che l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha invitato i cittadini a utilizzare di più il nome della santa patrona. Strano, perché comunque ha anche un bel suono. Agata è bello, chiamato così, perché poi molti purtroppo li chiamano Tina, glielo storpiano, ma Agata è bellissimo. Si avvicina l'inizio dell'anno scolastico e a Messina torna, come da tradizione, il mercatino dei libri usati. Un rito, una tradizione che si rinnova, la scalinata di Palazzo Zanca a Messina come ogni anno trasformata in una grande libreria a cielo aperto. È il mercatino dei libri usati che per 3 giorni caratterizza i pomeriggi degli studenti e dei genitori alla ricerca dei testi per il prossimo anno scolastico. Anche se sono uscito da 2 anni mi piace sempre condividere questi momenti. Io sono venuto qui per vendere i miei libri e dare la possibilità comunque agli altri di utilizzarli, anche ad altri soprattutto della mia scuola. Qualcosa si può trovare.
Ho trovato giusto 2 libri, ma niente di che. Lista alla mano si cerca di combattere così il caro libri. Per molti è stato anche un ritorno al passato, una volta studenti, adesso genitori, ma sempre un appuntamento irrinunciabile. Mi ricordo che una volta comunque c'erano molti più venditori e poi erano poi più ragazzi, invece ora vedo più genitori che ragazzi. Una volta era tutto più spontaneo, adesso invece è proprio il comune attraverso l'assessorato alle politiche giovanili a coordinare gli spazi. Può vedere questo fermento giovanile che segna quello che è l'avvio del nuovo anno scolastico è importante per far vedere come i giovani possano vivere quelli che sono gli spazi pubblici attraverso quella che sono varie attività, fra cui il mercatino dei libri usati. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Grande entusiasmo, siamo al calcio, intorno al Catania che prepara la gara del Massimino contro il Monopoli. Sabato previsti 20.000 spettatori, Trapani impegnato a Potenza contro il Sorrento, Siracusa a Cerignola. Ci dice tutto Sergio Colosi. La carica dei 20.000 sabato sera al Massimino contro il Monopoli, il Catania potrà contare su una maggiore spinta emotiva dei tifosi. I numeri della prevendita lasciano intuire che ci sarà un incremento rispetto ai 17.500 della gara con il Foggia. Curva nord esaurita, bassa disponibilità nella sud e in tribuna A, media negli altri settori. Non si esclude il pienone, ma in ogni caso il Massimino offrirà un bel colpo d'occhio. In città tra i tifosi c'è grande entusiasmo per le 2 vittorie con Foggia e Cavese, per la classifica, ma soprattutto per i margini di crescita di un Catania che ancora ha tante frecce al proprio arco, a cominciare da Caturano e da Ausilio, dal capitano Di Tacchio e da una panchina lunga che può fare la differenza. Allenamento mattutino per i rossazzurri. Sabato ancora assente Guaini che sconterà la terza di 4 giornate di squalifica. Proseguono la fase di recupero Di Tacchio con gli interni di centrocampo Aloi e Corbari chiamati agli straordinari e l'attaccante Rolfini in un reparto dove però c'è abbondanza. Monopoli 4 punti in classifica, ma non è più quella formazione che ha chiuso la scorsa stagione al terzo posto. Impegno sul neutro di Potenza sabato pomeriggio per il Trapani contro il Sorrento, dimezzata la penalizzazione da 8 a 4 punti. I Granata cercano un'altra vittoria per proseguire la rimonta e avvicinarsi alla parte bassa della classifica. Il Siracusa accoglie gli ultimi 3 acquisti e prepara un trittico di gare impegnativo. Domenica a Cerignola e poi Benevento in casa e viaggio a Crotone. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.